Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Una rete internazionale di traffico di droga legata al clan Cappello Buonaccorsi di Catania e Santa Panagia di Siracusa. 15 le persone arrestate in una maxi operazione della Guardia di Finanza. Tra i destinatari dell'ordinanza di custodia anche il cantante neomelodico Nico Pandetta. Far West a Catania, 3 giovani feriti in una sparatoria avvenuta nella notte in piazza Beppe Montana, zona tristemente conosciuta per lo spaccio di droga. La polizia indaga sul movente. Sospesi per 6 mesi 5 dipendenti infedeli del Consorzio Autostrade Siciliane. Intascavano in maniera fraudolenta una parte del pedaggio pagato dagli automobilisti. Sono 266 gli episodi di peculato contestati dalla Procura di Termini. Presunto caso di malasanità nell'Agrigentino. Una donna di Campobello di Licata denuncia 2 ospedali per la morte del marito, deceduto dopo un'emorragia cerebrale. Nell'esposto alla Procura di Agrigento si ipotizzano ritardi negli accertamenti e possibili responsabilità mediche. Stress termico, ordinanza del presidente Schifani contro il rischio di colpi di calore in Sicilia, che tutela oltre a chi lavora in campagna e nell'edilizia anche i rider con lo stop alle consegne nelle ore di pranzo. 8 anni dopo il debutto, l'Inferno di Dante, lo spettacolo teatrale più visto in Sicilia, torna alle Gole dell'Alcantara in una veste completamente rinnovata. Nuove coreografie, musiche inedite e sorprendenti effetti speciali. Calcio il Catania, il direttore sportivo Varraggia in sede, ora si attende soltanto l'ufficialità. La nuova rosa sarà composta da giovani e da giocatori esperti. Bentrovati, lo avete sentito in apertura, una rete internazionale di traffico di droga legata ai clan Cappello Buonaccorsi di Catania e Santa Panagia di Siracusa. È quanto è emerso nella maxi operazione della Guardia di Finanza, dove ci sono 15 persone arrestate. Tra i destinatari dell'ordinanza di custodia anche il cantante neomelodico Nico Pandetta, nipote dello storico boss Turi Cappello. Sentiamo Desiree Ferlito. 30 milioni di euro sprofondati negli abissi del mare. È l'immagine simbolo dell'operazione denominata Abisso, che ha portato all'arresto di 15 persone accusate di far parte di una rete internazionale di traffico di droga legata ai clan Cappello Buonaccorsi di Catania e Santa Panagia di Siracusa. Tra i destinatari dell'ordinanza di custodia anche il cantante neomelodico Nico Pandetta, nipote dello storico boss Turi Cappello, già detenuto per una precedente condanna definitiva per spaccio di droga ed evasione. Secondo l'accusa, proprio Pandetta avrebbe svolto un ruolo di intermediazione in affari legati agli stupefacenti, mantenendo contatti dal carcere con esponenti delle organizzazioni coinvolte. Tra gli episodi più importanti ricostruiti dagli investigatori, il tentativo di recuperare al largo delle coste catanesi quel carico di circa 2 tonnellate di cocaina destinato alla criminalità organizzata calabrese, finito in fondo al mare, intercettato e sequestrato dalla Guardia di Finanza. Proprio parlando di quel carico perduto, uno degli indagati, Antonio Vasta, avrebbe manifestato tutta la sua disperazione nel corso di una conversazione intercettata, lamentando un guadagno di 30 milioni sfumato che avrebbe consentito di sistemare 4 o 5 famiglie. Secondo la direzione distrettuale antimafia di Catania, il gruppo avrebbe gestito l'importazione e la distribuzione di cocaina, hashish e marijuana tra Sicilia e Malta, avvalendosi di una struttura capace di operare anche oltre i confini nazionali e in alcuni casi libero di muoversi persino dall'interno degli istituti penitenziari. A Catania un'indagine della Procura ha portato all'arresto in flagranza di reato di un militare della Guardia di Finanza. L'accusa è di induzione indebita a dare o promettere utilità. L'intervento dei colleghi del finanziere è scattato ad Acireale nel momento in cui il pubblico ufficiale stava riscuotendo una tranche di 4.000 euro in contanti dal titolare di un'attività commerciale con la promessa di ridurre i costi delle cartelle esattoriali che gravavano sull'imprenditore.
Restiamo a Catania, Far West in città, 3 giovani feriti in una sparatoria avvenuta nella notte in piazza Beppe Montano, una zona tristemente conosciuta per lo spaccio di droga. Indagini sul movente. Tonino De Mano. A terra il nastro bianco e rosso per delimitare la scena del crimine, qualche traccia di sangue ed una trentina di bossoli recuperati dalla polizia insieme ad una pistola e i 3 giovani feriti, tra cui un quindicenne, il bilancio di una sparatoria avvenuta poco dopo la mezzanotte in piazza Beppe Montana tra San Giovanni Galermo e Trappeto Nord, in una zona tristemente conosciuta per lo spaccio. A fronteggiarsi sarebbero stati un gruppetto di giovani che, per motivi ancora da chiarire, si sono ritrovati faccia a faccia, forse per un chiarimento, poi sfociato nel sangue. Non si esclude un regolamento di conti o qualche dissidio legato al mondo degli stupefacenti. Sul posto, oltre alla polizia, sono arrivate diverse ambulanze del 118, anche se i feriti sono stati accompagnati in ospedale con auto private. Uno di questi sarebbe il figlio di un noto pregiudicato, ritenuto figura di vertice nel mondo dello spaccio della zona di Trappeto Nord. I feriti, che non sono comunque in gravi condizioni, sono stati accompagnati al Policlinico e al Cannizzaro. Indagini sono in corso per ricostruire il movente della sparatoria. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere del 4° municipio Giuseppe Ragusa, che sollecita una maggiore attenzione per le periferie e più controlli per prevenire situazioni di rischio che possano mettere a repentaglio l'incolumità pubblica. A Palermo sono 3 le inchieste della Procura sulle intimidazioni nella zona del mandamento mafioso della Piana dei Colli, nella zona nord del capoluogo, e lunedì in città arriva il ministro dell'Interno Piantedosi. Manlio Viola. Proseguono a ritmo serrato le indagini di polizia e carabinieri coordinati dalla Procura di Palermo sugli atti intimidatori, sui danneggiamenti a colpi di Kalashnikov, sugli incendi devastanti e sulle richieste di pizzo che da novembre dello scorso anno colpiscono le attività commerciali della zona nord di Palermo. 21 gli episodi di danneggiamento soltanto negli ultimi 2 mesi, da marzo ad oggi. Gli 8 fermi scattati ieri sono la punta di iceberg di una inchiesta che sta andando avanti nel territorio del mandamento mafioso della Piana dei Colli, ovvero quello di cui fanno parte le famiglie di Tommaso Natale, Resuttana, San Lorenzo, della immediata provincia fino a Villa Grazia di Carini, passando per Sferracavallo e Isola delle Femmine. Sono almeno 3 queste inchieste parallele. Una riguarda il Far West di sparatorie fra via Don Minzoni e via Montalto, legata anche alle intimidazioni e alle richieste di pizzo sul lungomare di Sferracavallo. Una seconda riguarda le armi, i Kalashnikov usati per diverse intimidazioni, che farebbero parte dello storico arsenale della famiglia mafiosa dei Lo Piccolo. Una terza inchiesta riguarda invece gli incendi nei parcheggi della Sicily Bycar di Tommaso Dragotto. 31 le auto completamente distrutte in 2 episodi, altre danneggiate in una sparatoria. Su questo filone c'è particolare apprensione in assenza di una richiesta estorsiva, tanto che il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha assegnato la scorta al presidente Tommaso Dragotto. Lui l'ha accettata a malincuore, ma altri provvedimenti potrebbero essere emanati in queste ore. Intanto lunedì a Palermo arriverà il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che presiederà un altro Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in città. Sospensione per 6 mesi per 5 dipendenti infedeli del consorzio Autostrade Siciliane e per uno di una ditta esterna che si occupava della parte informatica. Facevano la cresta sui pagamenti poi dei pedaggi autostradali. Sono 266 gli episodi di peculato contestati. Sentiamo Francesco Triolo. Le immagini delle telecamere nascoste nei gabbiotti dei caselli autostradali immortalano ogni singola scena di uno schema ripetuto che sembra essere sempre lo stesso. L'addetto all'esazione del pedaggio ritirava il biglietto e il denaro contanti consegnati all'utente, non inseriva il tagliando nel ricevitore destinato alla registrazione degli incassi, ma ne introduceva uno di una tratta inferiore dove magari si pagavano appena 90 centesimi. La differenza finiva nelle sue tasche. Da queste immagini e con le intercettazioni ambientali sono scattati i provvedimenti di sospensione temporanea di 6 mesi nei confronti di 5 dipendenti, agenti esattori del Consorzio Autostrade Siciliane messi dal GP di Termini Emerese Irina Cirincione su richiesta della Procura della Repubblica diretta da Angelo Cavallo. L'indagine ha preso il via da una denuncia proprio di Autostrade Siciliane che ha segnalato sistematiche anomalie tra gli incassi e i passaggi ai caselli di Bonfornello, Cefalù e Castelbuono, e ha interessato un arco temporale che va da novembre 2025 a gennaio 2026. Attraverso intercettazioni ambientali e videoriprese sono state quindi certificate singole appropriazioni che andavano da 7 sino a 10 e 15 euro. C'era tra i 5 esattori chi di queste operazioni ne ha effettuate 13 e chi 103 o 108. In totale sono
266 gli episodi di peculato contestati. Le verifiche svolte hanno indicato che ciascuno degli indagati in circa 3 mesi si sarebbe appropriato di importi compresi tra un minimo di 99, 100 euro ed un massimo di 592 e 803 euro. È stato accertato come gli indagati abbiano anche disattivato la corsia destinata agli automobilisti che usavano la cassa automatica, chiudendo la sbarra e mettendo in funzione il semaforo rosso in modo da incrementare il flusso auto verso la propria postazione e poter riscuotere più soldi. Durante gli interrogatori di garanzia tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Misura interdittiva anche per un dipendente di una società privata che in forza di un appalto con il CAS cura la manutenzione della rete informatica degli impianti di esazione. Anche costui è gravemente indiziato di peculato in concorso con 2 degli esattori per complessivi 33 episodi. Una donna di Campobello di Licata ha denunciato 2 ospedali per la morte del marito che è deceduto dopo un'emorragia cerebrale. Nell'esposto alla procura di Agrigento si ipotizzano ritardi negli accertamenti e possibili responsabilità mediche. Davide Sardo. Una denuncia per presunta malasanità arriva alla procura di Agrigento dopo la morte di un uomo di 69 anni di Campobello di Licata nell'Agrigentino, deceduto lo scorso gennaio in seguito a un'emorragia cerebrale. La moglie punta il dito contro gli ospedali di Canicattì e Caltanissetta. Secondo l'esposto, il 30 dicembre l'uomo si sarebbe presentato al pronto soccorso di Canicattì con una forte crisi ipertensiva e un violento mal di testa. Nonostante i precedenti clinici, sarebbe stato dimesso con l'invito a tornare il giorno successivo. Al nuovo accesso un attacco avrebbe evidenziato un'emorragia cerebrale in atto, rendendo necessario il trasferimento d'urgenza all'ospedale Sant'Elì di Caltanissetta, dove il paziente è stato sottoposto a intervento chirurgico. Dopo il ricovero in terapia intensiva e rianimazione, l'uomo sarebbe stato trasferito in un reparto ordinario. Qui, secondo la denuncia, avrebbe contratto un'infezione che ne avrebbe aggravato rapidamente le condizioni fino al decesso avvenuto il 22 gennaio. La donna chiede adesso di accertare eventuali responsabilità e il sequestro della documentazione sanitaria ritenuta utile alle indagini. Continuiamo a parlare di sanità, ma cambiamo argomento perché arriva l'estate e c'è puntualmente un'emergenza, quella della mancanza di sangue. Prime avvisaglie negli ospedali catanesi, dove si registra già la carenza di alcuni gruppi negativi. Sentiamo. Non è ancora un'emergenza, ma un allarme sì, ed arriva direttamente dai principali ospedali catanesi, alle prese con la grave carenza di sangue, specie dei gruppi zero negativi. Un problema che si registra puntualmente e notoriamente tra luglio ed agosto, ma che quest'anno sembra stia dando pericolose avvisaglie già a giugno. Noi abbiamo già avuto qualche, chiamiamolo evento sentinella, nel senso che sono mancati dei gruppi RH negativi e speriamo che questo durante il periodo estivo venga compensato dalla volontà dei donatori. Cercasi donatori di sangue per affrontare le emergenze, ma anche per interventi chirurgici e terapie salvavita che compromettono la capacità di garantire trasfusioni tempestive. E si rincorrono gli appelli alla donazione. Purtroppo i giovani sono quelli che mancano nell'ambito della donazione, quindi trovare strumenti, linguaggi, modalità per avvicinare i giovani è importante. E un buon contributo, per fortuna, arriva dagli stranieri residenti in Italia. 1 su 10 dei donatori in Italia è un donatore straniero, verosimilmente extracomunitario, proveniente generalmente da Nord Africa. Perché donare sangue? Ma donare sangue è importante perché sicuramente si risponde ad un'esigenza di salute e di vita per tanti pazienti, ma nello stesso tempo è anche utile per il donatore stesso. E poi devo dire che è un gesto bello, chi ne fa esperienza lo fa sempre con il sorriso e con il cuore pieno di gioia, perché sa di aver fatto un gesto bello e buono. Parte la stagione balneare a Mondello. L'italo-belga, dopo le note vicende giudiziarie, annuncia l'apertura dei primi lidi. I bagnanti divisi su spiaggia libera e stabilimenti attrezzati. Sentiamo Marco Gulla.
Questo è il giornaliere. Questo è il lido giornaliere. E si può fare un abbonamento di 10-15 giorni? Lei può fare delle prenotazioni, signore. Giornaliere? Giornaliere, sì, però anche da remoto, da casa, può fare la prenotazione. Questo lo so online. Sì. Pronti, partenza, via. Dopo polemiche e vicende giudiziarie, da oggi parte la stagione balneare a Mondello. La società italo-belga, che come stabilito dal CGA gestirà l'Arenile anche quest'estate, da questa mattina ha tagliato il nastro della ripartenza. Nei giorni successivi saranno coinvolti ulteriori tratti di spiaggia. Tante le persone che già da questa mattina stanno affollando i due lidi dell'italo-belga proprio per accedere in una parte di spiaggia di Mondello. E io ho bisogno, che sono avanti degli anni, di un posto dove mi devo ritrarre dal sole. Non posso andare nella spiaggia libera. Beh, non abbiamo fatto il bagno, la giornata non permette, però va bene. Com'è Mondello? Hermoso, in Mondello también, es la segunda vez que vinimos, nos gustó tanto que retornamos, muy bonito. Le polemiche però restano, alcuni bagnanti si lamentano degli spazi ridotti nella spiaggia libera, qui nel weekend non troveremo nemmeno 10 centimetri di spazio, dicono. Spiaggia libera, è più semplice d'accesso e meno cara. Bellissima, proprio adesso ho detto a mio marito, è proprio bella questa spiaggia. Farete il bagno, signora, oggi? Sì, sicuramente. Noi siamo pugliesi di Lecce, le temperature sono simili. Però è bella proprio questa spiaggia. Bella. Spiaggia libera o lido? No, libera. Libera, sempre libera. E a proposito di mare nasce l'osservatorio della legalità dei balneari di Catania. Si vigilerà su chi intende entrare in questo settore. No a interessi politici e infiltrazioni malavitose, dicono da Confcommercio. Orazio Longo. L'obiettivo è quello di garantire trasparenza, correttezza e vigilanza nel settore delle concessioni. A Catania nasce l'Osservatorio della legalità dei balneari, un presidio per monitorare e segnalare le criticità alle istituzioni competenti, a cominciare dalle procedure e dai criteri adottati dagli enti pubblici. In prima linea la Confcommercio, il Sindacato Italiano Balneari, l'Associazione Antimafia e Legalità e le imprese di settore. Andiamo verso il passaggio finale di quella scelta che per me rimane scellerata di procedere alle gare per l'assegnazione delle aree balneari e in questo momento credo che sia fondamentale aprire e accendere i riflettori. Saranno osservati i profili imprenditoriali, la provenienza dei capitali e la solidità delle imprese con l'obiettivo di prevenire infiltrazioni o operazioni speculative e muovendosi a tutela delle imprese che operano nella legalità. Conoscendo noi esattamente quali sono le problematiche per le quali chi non vive nella totale legalità può essere interessato ad avvicinarsi alle strutture balneari, abbiamo reputato utile creare questo osservatorio sulla legalità proprio per fare in modo che ci sia una tutela superiore, cercando di garantire che le norme vengano tutte osservate e soprattutto evitare che le attività balneari diventino uno dei tanti aspetti del riciclaggio di capitali di provenienza illecita. Estate non è soltanto mare e spiaggia, ma anche caldo intenso e per chi lavora, per alcune categorie lavorative, potrebbe essere anche molto pericoloso. Così il Presidente Schifani ha emesso una ordinanza nella quale c'è uno stop anche alla consegna del pranzo a domicilio o in ufficio. Questa è la principale appunto novità che riguarda i rider, oltre che naturalmente i lavoratori dell'agricoltura e dell'edilizia. Sentiamo Manlio Viola. Stop al lavoro in Sicilia nelle giornate a rischio stress termico e colpi di calore. Nelle ore più calde, per 3 ore e mezza, dalle 12:30 alle 16, i lavoratori che operano all'aperto dovranno fermarsi e anche i datori di lavoro dovranno far rispettare questo stop per evitare rischi per la salute. L'ordinanza relativa è stata firmata questa mattina dal Presidente della Regione Renato Schifani e sarà valida fino al 31 agosto su tutto il territorio regionale. Riguarda chi lavora in edilizia, in agricoltura, nelle cave, nella logistica e da quest'anno anche i rider. La novità più importante è che le protezioni vengono estese anche ai rider, a quei ragazzi e ai ragazze che ogni giorno effettuano consegne in città con biciclette e scooter.
un settore che finora non era sempre considerato con la stessa attenzione. Lo stop alle attività non si applicherà alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori in caso di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, ma anche in questo caso dovranno essere presi i provvedimenti necessari a ridurre i rischi di esposizione eccessiva alle alte temperature. La Sicilia vuole continuare a essere in prima linea nella difesa dei lavoratori, adeguando le regole ai cambiamenti climatici e alle nuove forme di lavoro. Proteggere chi lavora significa proteggere il futuro della nostra comunità. Il divieto scatterà solo nei giorni indicati come a rischio termico nella mappa nazionale del rischio per il lavoro all'aperto. Torniamo a parlare del caos delle bollette idriche nel Catanese. La società SIE, gestore unico in provincia di Catania appunto per il servizio idrico, ha accolto la richiesta dei sindaci del Catanese di sospendere a tempo indeterminato le prossime 2 rate del deposito cauzionale previsto in bolletta per le utenze del servizio idrico per tutto il 2026. La decisione segue il tavolo operativo che i primi cittadini di Mister Bianco e Belpasso hanno ottenuto con la governance aziendale. SIE, attraverso una nota, inoltre si dice disponibile ad aprire un tavolo tecnico con i sindaci dell'area ionica per trattare i temi inerenti al servizio idrico integrato dopo le numerose proteste dei cittadini di cui vi abbiamo parlato nei nostri telegiornali. In Sicilia è emergenza abitativa per i costi troppo alti. La denuncia arriva dall'ANCE, l'associazione dei costruttori edili, che chiedono un grande piano casa a prezzi però calmierati. Sentiamo. Di proprietà o in affitto avere una casa è diventato sempre più difficile, lo dice l'ANCE, l'associazione dei costruttori edili, che nel rapporto Scenari edilizi regionali lancia l'allarme sul forte aumento della spesa per comprare o affittare una casa. Colpite anche le famiglie considerate con reddito medio tra i 15 e i 25 mila euro. Complice anche la corsa alle locazioni brevi che fa lievitare i prezzi del mercato immobiliare. Insomma, in Sicilia per la rata del mutuo il canone di locazione si spende oltre 1/3 del reddito. A Palermo, per esempio, il mutuo è al 32%, a Catania al 31,5%, numeri che stigmatizzano una non accessibilità all'acquisto casa per il secondo quintile di reddito, in particolar modo per le zone costiere. A Messina il disagio abitativo colpisce soprattutto la popolazione residente nell'arco insulare e nel cosiddetto triangolo d'oro della costa ionica, aree sfruttate dal turismo di lusso. Non va meglio con i canoni d'affitto. A Siracusa si arriva quasi al 33%, 31,8% a Palermo, 37% a Catania. Il settore delle costruzioni in Sicilia incide sul PIL regionale per il 13,7% in termini di investimenti e per il 7,5% sull'occupazione complessiva, ed è rappresentato nel 2024, ultimo dato Istat disponibile, da più di 30.000 imprese, il 54% delle quali costituite da un solo addetto. Secondo Salvo Russo, presidente regionale di ANCE Sicilia, c'è l'urgenza di varare un grande piano casa che renda disponibili alloggi a prezzi calmierati ai nuclei fragili e disagiati, ma anche alle giovani coppie. E adesso lo spettacolo, 8 anni dopo il debutto, l'Inferno di Dante, lo spettacolo teatrale più visto in Sicilia, torna alle Gole dell'Alcantara in una veste però completamente rinnovata. Vediamo. 8 anni dopo il suo debutto, l'Inferno di Dante torna a infiammare le Gole dell'Alcantara con una veste completamente rinnovata. Lo spettacolo teatrale più visto in Sicilia si prepara a una nuova edizione all'insegna delle novità, tra un cast in gran parte rinnovato, nuove coreografie, musiche inedite e sorprendenti effetti speciali. Un nuovo Dante, Farinata degli Uberti, un nuovo Caronte, un nuovo Ulisse, i quali si sposeranno con i vecchi, gli attori che hanno già per 400 volte sentito Signori Chiedi Scena. La presentazione ufficiale di Inferno 2026 si è svolta nella sede catanese dell'Assemblea regionale siciliana, Palazzo Minoriti, dove il nuovo proprietario delle Gole dell'Alcantara, Russo Morosoli, ha affidato a un videomessaggio il proprio sostegno alla nuova edizione dell'Inferno, ribadendo l'importanza di uno spettacolo che negli anni ha saputo rilanciare e valorizzare il territorio. Questa manifestazione si svolge nel sito più importante, più conosciuto del Parco Fluviale, che è quello delle Gole Alcantara, un sito che è conosciuto in tutto il mondo.
Un progetto che guarda anche ai visitatori stranieri. Saranno infatti distribuite cartoline dotate di QR code con contenuti multilingui per permettere ai turisti provenienti da tutto il mondo di conoscere la storia e il retroscena dello spettacolo. Io da spettatore rimarrei incantato per la capacità che la compagnia ha avuto di rispettare quel luogo, anzi di farcelo leggere e percepire in un modo completamente nuovo. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco invece per parlare di calcio e le ultime sulla Catania. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale. Adesso parliamo della Catania. Varrà, nonostante ancora non sia stato ufficializzato, già lavora alla costruzione del gruppo. Si cerca il giusto mix tra gioventù ed esperienza. Marco Carli. Prove della nuova stagione, con Varrà che è stato in sede e con Caserta nei pensieri. Il direttore sportivo in pectore è essenzialmente già operativo e la recente presenza al Massimino segue di poco quella con l'Ascoli di fine maggio. Il fine settimana l'avvio della prossima, in seguito all'iscrizione del 16, su cui il Catania è già avanti negli adempimenti burocratici, segnerà il via definitivo della nuova stagione, con l'ufficializzazione del nuovo direttore e poi l'allenatore, con l'Empoli che sta valutando altri tecnici e con Caserta pronto a vestire il rossazzurro con un accordo di 2 anni prolungabile di un'altra stagione, con le garanzie di poter vivere un'annata da protagonista per provare a centrare la terza promozione in carriera. Poi verrà la definizione del ritiro e del mercato, con l'obiettivo di un gruppo vincente fatto di giovani che potrebbero essere importanti per il futuro, come Leonardi, legato da contratto fino al 2030, in cui la società ha grande fiducia, ma anche con il supporto dei più esperti, come Di Gennaro, che già avrebbe voluto dare il contributo per i play-off. Esperienza e gioventù sarebbe il mix giusto per una stagione che è già dietro le porte. Facciamo un'altra pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie. Bentornati in studio. Prima di chiudere c'è una notizia che arriva da Palermo, ennesima manomissione di una delle più importanti tubazioni di alimentazione della rete idrica lungo il viale della regione siciliana. Il danneggiamento è avvenuto all'altezza di via Aloi. Ha richiesto l'immediato intervento della Polizia Municipale e della Protezione Civile Comunale. I tecnici AMAP, prontamente intervenuti, stanno valutando l'entità del danno per programmare con urgenza l'intervento di riparazione. Nelle prossime ore quindi si potranno verificare forti disservizi nei distretti di Villa Grazia, Borgo Olivia, Santa Maria di Gesù, Roccella, Santa Rosalia, Calatafimi, Villa Tasca, Via Nave, Bocca di Falco Bassa, Borgo Nuovo e Cep. Si tratta del secondo episodio nel giro di pochi giorni. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.